caso di Mattia Battistetti, morto sul lavoro a 23 anni in un cantiere a Montebelluna. In tribunale sit-in di sindacati e società civile, presente anche Luigi De Magistris. L'urlo della madre: me lo hanno ucciso, devono pagare. Al processo anche l'amico e collega che fu sfiorato dal carico alla spalla e lo vide morire sotto i suoi occhi. Non posso dimenticare, solo io so quello che ho visto. Un altro drammatico infortunio c'è del solaio del tetto di un'azienda di Carmignano di Brenta. Cadono da 7 metri un trentenne di San Zenone e una 45enne di Mussolente che stavano lavorando sulla copertura. Lui è gravissimo. Risale la tensione nel carcere di Treviso. Un 60enne ha dato fuoco al cuscino provocando un incendio. Evacuato un blocco, la denuncia della polizia penitenziaria, stanchi di quotidiane violenze gratuite. Primo giorno del patronato Turroni per gli alunni delle scuole medie a Malteo di Oderzo, chiuse dopo la valutazione di criticità sismica dell'edificio. Il tour veneto della principale avversaria di Stefano Bonaccini alle primarie del Partito Democratico, fatta a Pamogliano, giovani e lavoro, le priorità di Elly Schlein per rinnovare i vertici del Partito Democratico. Verso il giorno della memoria, il monito del presidente della comunità ebraica Calimane al ghetto di Venezia, le nostre vittime consegnate dai fascisti verso i campi di concentramento, basta alle nostalgie di un periodo catastrofico. Compie 80 anni oggi Giacomino Benvenu, uno dei volti più amati della ristorazione trevigiana, un traguardo che trascorrerà rigorosamente al lavoro. Io penso al futuro, dice. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque li avete sentiti questi i titoli. Caso Battistetti in primo piano, oggi il via al processo per la morte in cantiere del giovane 23enne in tribunale a Treviso, il sit-in di sindacati e società civile che ha ucciso mio figlio deve pagare, dice la mamma. 5 le costituzioni di parte civile e primo rinvio al 3 marzo. Che una mamma sia qua in tribunale perché hanno ucciso suo figlio sul lavoro. Devono pagare queste persone, devono pagare, basta! La tensione accumulata soprattutto nelle ultime settimane, forse un po' di delusione per un rinvio al 3 marzo che per quanto nell'aria porta ad allungare i tempi. C'è tutto questo nello sfogo di Monica Michelin all'uscita del Tribunale di Treviso, dove si è aperta l'udienza preliminare con 6 imputati per la morte del figlio, il 23enne Mattia Battistetti. Era il 29 aprile 2021 quando 15 quintali di impalcature lo travolsero in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Sotto accusa c'è il gancio della gru dove il carico era sospeso prima dell'impatto letale. Sarebbe stato usurato, non manutentato, una delle ipotesi. Fuori dall'aula il sit-in di partiti, sindacati, società civile. Dentro, davanti al GUP, 5 le costituzioni di parte civile per un totale di 2 milioni di euro, oltre ai familiari anche quelle di Amnil, l'associazione Chico Mendes, i sindacati CGL e CISL. È stata un'udienza assolutamente interlocutoria, ce l'aspettavamo. C'erano più costituzioni e quindi bisogna dar modo alle controparti di leggerle e fare le loro eccezioni. Vedremo cosa succederà il 3 marzo. Presente l'amico di Mattia, Arben, parte offesa nel processo parallelo per lesioni che sarà unificato a quello principale. Era con lui al momento della tragedia. Parte del carico lo sfiorò sulla spalla. La prognosi fu di 90 giorni, ma la ferita più profonda resta nell'anima. So solo io quello che ho visto là, quel momento là. Ho tutti i ricordi di lui, ogni giorno, ogni sera, che ho visto anche il mio ultimo. L'unica persona che ho visto, quando per esempio, ultimi secondi che ho visto. La famiglia Battistetti si è poi opposta all'archiviazione di 3 posizioni che avrebbero invece avuto un ruolo nella tragica concatenazione di eventi. I 3 sono i due ingegneri che hanno svolto le attività di verifica periodica sulla gru, e il terzo è responsabile della sicurezza di Bordignon. In questo caso sarà nominato un nuovo giudice per evitare una incompatibilità tra il ruolo di GIP e di GUP. Un dettaglio procedurale, anche qui si registra un rinvio. Mi hanno detto che i tempi saranno tempi lunghissimi e che oggi tutto è andato come doveva andare, questo mi ha spiegato il nostro avvocato. Dunque pazienteranno ancora mamma Monica, papà Giuseppe e Anna, la sorella maggiore che a tutti ricorda chi fosse Mattia. Era grande, per me, per i suoi amici, per la famiglia, per i nonni, era proprio un punto di riferimento che era essenziale per qualsiasi cosa, e sia dal punto di vista manuale che dal punto di vista morale era proprio un angelo.
In tanti questa mattina hanno sostenuto la famiglia Battistetti all'esterno del tribunale. Mancano controlli e certezza della pena, basta morti sul lavoro. Non ci sono incidenti sul lavoro che avvengono per fatalità, non ci sono morti sul lavoro per fatalità, ci sono molti morti per negligenza, per incuria, per manutenzioni non fatte, per controlli non fatti, per sanzioni non date, perché per organici che non ci sono negli enti di controllo. Sono mediamente 1400 i morti sul lavoro ogni anno in Italia, una strage che sembra non conoscere fine. È questo il numero che campeggia sugli striscioni sventolati fuori dal Tribunale di Treviso nel sit-in dedicato a Mattia Battistetti. Sindacati, forze politiche e società civile in tanti hanno sostenuto i familiari nel giorno dell'udienza preliminare, sottolineando come quella di Mattia non sia una storia a sé. Siamo qui oggi a sostenere la famiglia, a dare solidarietà e a dimostrare che siamo stanchi. Non è più accettabile che in questo paese, che è uno tra gli 8 più industrializzati al mondo, ci siano ogni giorno in media 3 morti sul lavoro. Numeri inaccettabili e la marca trevigiana non si salva. Poco prima di Natale la morte di un 43enne in una cantina di Cessalto, 10 giorni fa il 31enne sommerso dalla ghiaia alla cava Mosole. Le inchieste sono aperte, ma per la CGIL resta un tema di fondo. È una battaglia storica appunto della CGIL sullo Spisal, perché insomma chiaramente negli anni c'è stata una carenza cronica del personale dedicato a questi servizi, anche se in parte insomma si sta cercando di integrare, però quello che manca ancora in special modo è una formazione specifica. A tutti il grazie del Papa di Mattia per quella che dice deve rimanere una battaglia comune. Non ci aspettavamo così tanta gente, anche se lo speravamo, però non mi aspettavo, perché è un giorno feriale che la gente mai va al lavoro o va. Invece ho visto che tanta gente si è presa permessi, si è presa giorni di ferie e ha fatto anche molta strada per venire qui, per essere vicino a noi, per far vedere a noi insomma, che loro ci sono, e quindi per noi avere anche un po' le spalle coperte, diciamo. Al presidio presente anche il leader di Unione Popolare e magistrato, ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Non sono morti bianche, sono omicidi. E la responsabilità non è solo di chi si è reso autore di un omicidio, e questo sarà la magistratura ovviamente a stabilirlo nella sua autonomia e indipendenza, ma sono responsabili quantomeno moralmente e politicamente anche tutti quei politici che in Parlamento in questi anni hanno smantellato i diritti, la protezione dei diritti, hanno mortificato l'articolo 1 della Costituzione che mette il diritto al lavoro al primo posto, hanno cancellato l'articolo 18, l'alternanza scuola-lavoro, il Job Act, sempre perché il denaro deve venire prima delle persone. Oggi invece credo che queste persone testimoniano una solidarietà a Mattia, alla sua famiglia, ma anche una lotta per i diritti, per evitare che continuino ad accadere questi omicidi. Poi ci vogliono più ispettori che controllano i cantieri, ci vogliono pene più esemplari, leggi più severe, e credo che per questo tante persone continuano a lottare e non si piegano. E chi li fa i controlli? Le fanno le persone. Se le persone non vengono assunte per controllare, diventa più difficile fare i controlli. Se si cancella l'articolo 18 che diceva che se un lavoratore o una lavoratrice viene ingiustamente licenziata sarà reintegrata, è chiaro che quella persona non avrà più la forza di poter denunciare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi è un insieme di cose su cui bisogna lottare. E questa mattina un altro gravissimo infortunio a Carmignano di Brenta. Si sfonda il tetto del capannone, i 2 operai precipitano a terra e riportano gravi le ferite. Un volo tremendo da circa 7 metri di altezza e l'impatto violentissimo a terra. Il duplice infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, all'interno della Cartotecnica Veneta, nella sede operativa di via Postumia, nella zona industriale di Carmignano di Brenta.
Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti 2 dipendenti di altrettante aziende esterne impegnati nei lavori di realizzazione di un impianto termoidraulico sulla copertura del capannone. È in condizioni critiche, lotta tra la vita e la morte a causa di un grave trauma cranico, un operaio di 30 anni di San Zenone degli Ezzelini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova, dove è arrivato con l'elisoccorso. Meno grave la situazione dell'altra ferita, una donna di 45 anni di Mussolente che ha riportato varie fratture agli arti inferiori, anche lei trasportata in elicottero ma al Cafoncello di Treviso. Il giovane lavora alle dipendenze di una ditta di San Zenone, la 45enne invece per un'azienda di impianti di Borso del Grappa. I due questa mattina si trovavano sul tetto quando improvvisamente avrebbe ceduto una parte del solaio facendoli volare nel vuoto. Subito è scattato l'allarme, come ci spiega il responsabile del servizio protezione e prevenzione di Cartotecnica Veneta, Mirko Molon. La ragazza era sempre stata cosciente, vigile, si muoveva, braccia, mani e tutto quanto, anche le gambe. Il ragazzo, anche lui si muoveva, però aveva preso, molto probabilmente era caduto in maniera diversa e aveva difficoltà a parlare, era semicosciente da quello che mi risulta, infatti io gli continuavo a dire stringimi la mano se capisci quello che dico e lentamente mi stringeva la mano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Gli ordini di servizio per oggi erano quelli di effettuare degli allacciamenti interni al capannone, sì che dovevano lavorare a terra o eventualmente in quota contrabbattello, e non dovevano essere dove si sono trovati stamattina in sostanza. Al momento ci sono accertamenti in corso. Spetterà ora al personale dello Spisal far luce su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità sul grave infortunio. Ed ancora a cronaca, un ginecologo di 55 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria ULSS 2 di Treviso, è stato condannato oggi alla pena di 6 mesi di reclusione per aver praticato una visita ad una paziente con pratiche estranee a quelle professionali e classificate quindi come abuso sessuale. L'uomo in precedenza era già stato condannato altre 3 volte a pene più severe per altrettanti episodi simili denunciati in più ospedali della provincia. Prima delle sue dimissioni la ULSS aveva già provveduto a sospenderlo dal servizio. E disagi in corso in tangenziale a Treviso per un tamponamento, fortunatamente senza feriti. Lunghe code si stanno registrando in tutta la zona fino all'Anzago di Silea. Sul posto le forze dell'ordine per accertare la dinamica. E risale la tensione nel carcere di Treviso. Un 60enne ha dato fuoco ad un cuscino provocando un incendio, evacuato un blocco, la denuncia del SAP e stanchi di quotidiane violenze gratuite. L'ultima miccia che ha scatenato il caos nel carcere di Treviso l'ha accesa un detenuto. Si tratta di un 60enne che per protestare contro le condizioni di vita nella struttura ha deciso di dare fuoco al cuscino della sua cella. L'incendio ha costretto gli agenti della Polizia di Stato ad intervenire in assetto antisommossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in poco tempo il rogo. Un reparto situato vicino all'infermeria è stato evacuato per il troppo fumo, con 14 detenuti smistati in altri settori del carcere. Solo la sera prima un poliziotto era stato aggredito e ferito alla testa. Una situazione incandescente. Immediata la reazione di Marta Casarin, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL. Quanto accaduto presso il carcere di Santa Buona porta a noi 3 elementi di riflessione. Il primo, la continua mancanza di organico. Oggi su 187 poliziotti penitenziari effettivi ce ne sono 133. Il secondo, il sovraffollamento delle carceri, e il terzo, il fatto che gli psichiatrici in realtà non potrebbero e non dovrebbero stare dentro il sistema carcerario. L'appello rivolto al governo. Sappiamo che l'amministrazione è impegnata alla risoluzione di questa cosa, ma non basta, e chiediamo al governo centrale di mettere le risorse al fine di risolvere questa situazione. La polizia penitenziaria, commenta il segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Donato Capece, è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze per l'incapacità di un'amministrazione che non riesce ad intercedere ai livelli politici competenti, anch'essi sicuramente non esenti da gravi responsabilità.
Capece pone l'accento in particolare sulla necessità di nuove assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit antiaggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili promessi da mesi dai vertici ministeriali. Maxi sequestro all'aeroporto Canova, trovati carne e latticini senza etichettatura. 40 kg di prodotti senza alcuna etichettatura sono stati sequestrati all'aeroporto Canova. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Treviso hanno fermato alcuni passeggeri provenienti dall'Albania e precisamente da Tirana. Controllati i loro bagagli, sono stati trovati numerosi sacchetti in plastica con all'interno partite di carne e latticini, tutti sprovvisti dell'etichettatura, di tracciabilità e dei previsti certificati che autorizzano l'introduzione nella comunità europea, pertanto potenzialmente nocivi per la salute umana. I prodotti di origine animale non controllati, non potendo essere introdotti nel territorio dell'Unione Europea per l'elevato rischio di essere veicolo di agenti patogeni responsabili di malattie infettive, sono stati confiscati e affidati al gestore aeroportuale. Oggi rientro in Italia della salma di Patrizio Biglio, l'ex calciatore 48enne di Montebelluna, responsabile della Milan Academy Acquay City, stroncato da un infarto il lunedì mentre giocava a padel con gli amici. Ad attendere tale triste rientro in aeroporto il papà Daniele e la mamma Maria Augusta e il fratello Massimiliano. Subito dopo è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. I funerali sono stati fissati per sabato alle 10:30 nella chiesa di Musano, la frazione di Trevignano, dove risiedono i genitori. E dopo un breve ricovero all'ospedale di Padova a causa di un'emorragia cerebrale è venuta a mancare Lara Benci, 52 anni, moglie del tenente colonnello Marco Turrini, in forza al comando di Treviso, comandante del reparto operativo. Il funerale sarà celebrato sabato 28 gennaio alle ore 11 presso la chiesa di San Lorenzo Martire ad Abano Terme. La redazione tutta di Media Nord-Est si stringe al dolore della famiglia Turrini. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo ora a Oderzo, primo giorno al patronato Turroni per gli alunni delle scuole medie Amalteo, chiuse dopo la valutazione di criticità sismica dell'edificio. Ore 13 si aprono i cancelli del patronato Turroni che da oggi ospita temporaneamente gli alunni delle scuole medie Amalteo di Oderzo dopo la chiusura dell'istituto per criticità sismica. Qualche mugugno tra genitori e nonni in attesa dell'uscita dei ragazzi, ma tutto sommato le famiglie si sono adeguate all'alternativa senza drammi. È una situazione che si è creata così e si deve risolvere in qualche modo, insomma. E l'hanno risolta al meglio, mi sembra. Bisogna chiudere, altrimenti se cade qualcosa chi risponde? Giustamente per me hanno fatto quello che dovevano fare. Dopo il disagio per qualcuno c'è sempre, per carità. Penso che il disagio sia più che altro per gli studenti, che soprattutto per quelli che hanno gli esami di terza media quest'anno, che non si sa dove vadano a fare questi benedetti esami. Cose che si potevano evitare visto che era l'estate in mezzo, ma per fortuna hanno trovato subito i posti per rimediare ai bambini, come sistemarli, insomma. Io penso che potevano pensarci prima, penso, guarda, non ti dico altro perché non lo so, guarda, io ne prendo uno alle elementari che è di là, vengo a prendere questa alunna che è se. Io direi che hanno cercato di gestire la cosa nel miglior modo possibile, sono stati anche celeri nei tempi, quindi tutto sommato non posso dire niente. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Scardellato sia dal punto di vista del traffico che dei parcheggi. Dice: non ci sono stati problemi, dobbiamo ancora perfezionare il piano per i giorni di mercato e quelli di pioggia, quando più gente prende la macchina e che potrebbero rappresentare delle criticità. Altra questione da affrontare sarà poi quella dei prefabbricati da collocare sul parcheggio interno, che arriveranno ad aprile ed accoglieranno gli alunni ora spostati a Piavon. Diversa la situazione degli alunni del liceo Scarpa, ora in DAD. Lunedì previsto un incontro con i genitori. 6 aule sono state individuate a San Vincenzo, il resto degli studenti dovrà andare a Motta di Livenza. La provincia offrirà il trasporto gratuito. Il tutto fino al completamento dei lavori che l'amministrazione comunale auspica per la fine dell'anno.
Aumentano le rette delle case di riposo. L'ISRA ha comunicato ai familiari degli anziani un rincaro di 3 euro al giorno, che fanno quasi 1.100 euro in più al mese. Il caro energia e l'inflazione hanno costretto al ritocco delle tariffe. Il presidente Micheloni: i problemi che investono la gestione degli anziani sono destinati a crescere nei prossimi anni. Con l'invecchiamento della popolazione serve un ministero per la terza età. Abbiamo incontrato i rappresentanti dei familiari, degli ospiti, e purtroppo abbiamo comunicato che dovremo aumentare la retta di 3 euro al giorno. La delibera ufficiale arriverà solo dopo il CDA previsto per il 31 gennaio, ma l'aumento è già stato comunicato ai familiari degli anziani ospiti dell'ISRA di Treviso, la più grande IPAB del Veneto. Inciderà per 90 euro al mese, passiamo da 1.590 a 1.680. Se ne parla da mesi, cercando tutti i modi possibili per evitare di andare ad incidere sulle rette che le famiglie pagano, ma alla fine il caro energia, come quello dei servizi collegati, ad esempio la lavanderia, il rinnovo del contratto dei dipendenti e l'inflazione hanno costretto al ritocco, aumento che del resto stanno ormai applicando quasi tutte le RSA del Veneto. Alcune l'hanno già deliberato ufficialmente, altre l'hanno già comunicato ai familiari. Questo non ci consola, riteniamo con 56 euro comunque di essere ancora nella parte bassa delle rette delle case di riposo. Il governo ha stanziato 5 milioni di euro per aiutare le IPAB ad affrontare il caro bollette del 2022, ma servirebbe molto di più. Credo che questo Paese deve prendere in mano in maniera molto più seria la questione anziani e debba istituire un ministero della terza età, perché l'Italia è il secondo paese con popolazione più anziana al mondo e in questo merito un ministero ad hoc per affrontare la questione anziani. Siamo alla politica. La candidata alle primarie del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto tappa oggi pomeriggio a Mogliano Veneto, dove è stata accolta da un folto gruppo di cittadini e sostenitori. Siamo qui con queste persone a Mogliano Veneto per cercare di ricostruire, ridare un'anima, una visione chiara a questo Partito Democratico che ha tanto bisogno di cambiare. Nuova tappa per il Tour Veneto di Elly Schlein. La deputata è candidata alle primarie del PD per la segreteria nazionale. Ex parlamentare europea e già vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Ha incontrato nel pomeriggio al giardino Luca Busato di Mogliano un folto gruppo di sostenitori e cittadini che hanno ascoltato attentamente la sua linea politica. Siamo qui per questo, per rinnovare il gruppo dirigente, ma soprattutto per ridarci una visione che parli di diseguaglianza, che parli di come rilanciamo una conversione ecologica che accompagni sia le imprese che lavoratrici e lavoratori alle trasformazioni che ci servono per ritrovare equilibrio col pianeta, e che parli anche insomma di come restituire dignità al lavoro. Schlein lancia dunque la sua sfida a Stefano Bonaccini per il prossimo congresso dei Democratici, che sceglierà la leadership. La candidata donna vuole essere la carta vincente di chi vuole il cambiamento nelle fila del PD. Per modernizzare un partito veramente serve una leadership femminile ma anche femminista, che in un qualche modo mette in discussione le certezze e i paradigmi che ci sono stati fino adesso. Un nuovo welfare, sostegno alle donne, sanità sono i punti importanti esposti dalla candidata. Lotta alle disuguaglianze, investire su economia verde e digitale, agevolare i giovani e favorire il lavoro. Il 62% dei lavoratori più giovani under 24 in questo paese conosce solo contratti precari, solo contratti a termine. È a loro che pensiamo quando diciamo facciamo come in Spagna, limitiamo i contratti a termine e rendiamo più stabile l'ingresso nel mercato del lavoro, perché se entri precario resti precario. Ed ora la corsa alle comunali 2023 a Treviso. Dopo Azione, anche Italia Viva ha dato l'ok alla candidatura di Nicolò Rocco per il terzo polo. Sarà ora il diretto interessato a dover sciogliere le riserve. L'Assemblea Comunale di Italia Viva, dopo quella di Azione che si è svolta sabato scorso, ieri sera ha approvato la proposta di candidatura di Nicolò Rocco a sindaco di Treviso, e quindi i due partiti che hanno avviato questo percorso di fusione, entrambi insomma si sono espressi in questo senso. Sia Calenda che Renzi hanno chiaramente detto che le scelte vanno
vanno fatte sul territorio, molto diversamente da quanto è successo ad esempio alle ultime elezioni per quanto riguarda il Partito Democratico, con l'imposizione di candidati non del territorio come Fassino o non voluti dal territorio come La Scarpa. E senta, chi è il vostro sfidante principale, Mario Conte o Denaro? Ma noi crediamo che si debba sfidare l'attuale primo cittadino, il quale ha governato 5 anni, e con lui ci confronteremo sulle cose positive che ha fatto, su quelle negative, senza alcun pregiudizio. L'altro candidato è una scatola chiusa, tutto da scoprire, ho la sensazione che nemmeno lui sappia bene la città come vive, quali problemi ha, almeno dalle prime uscite che ha fatto. Insomma, non dimostra di conoscere bene i problemi della città. Ed ora la celebrazione della giornata della memoria a Venezia, che è stata scandita da un duro intervento contro il fascismo del presidente della comunità ebraica Dario Calimani. Parla come il segretario del Partito Comunista alla replica del senatore Raffaele Speranzon. Io non riesco a guardare e a leggere questi 246 nomi senza chiedermi perché, senza chiedermi come e senza chiedermi chi. Non sono morti per una zaffata di vento, non sono morti di raffreddore, sono morti sterminati. Da chi? Dal fascismo. 254 ebrei veneziani furono deportati nei campi di sterminio nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo 8 persone sopravvissero. I nomi dei 246 assassinati sono incisi nel monumento al campo del Ghetto Nuovo, davanti al quale il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani celebra la giornata della memoria accanto al presidente della regione Luca Zaia e al rabbino di Venezia Alberto Sermoneta. È troppo facile perdonare, chiudere un capitolo di storia su cui non si è riflettuto, su cui nessuno ha detto io sono colpevole, io sono responsabile, nessuno è stato giudicato, nessuno è stato condannato. Ci sono 7.500 morti ebrei italiani, non si sa morti perché, a causa di chi li ha cacciati, chi li ha consegnati ai nazisti e chi li ha sterminati poi. Non si sa nulla. Sono 6 milioni le vittime complessive dell'Olocausto e di quanto accaduto in Italia in quegli anni, afferma con forza Calimani, non si è mai parlato sul serio nel nostro paese. Le parole del presidente della comunità ebraica veneziana sono state definite da segretario del Partito Comunista dal senatore mestrino di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Io questo non lo capisco. Deve essere appannaggio di tutti la libertà. E il fascismo deve essere espunto dagli ideali della nostra comunità, della nostra società e dalle nostalgie di chi ancora ha nostalgie per un periodo che è stato catastrofico per l'Italia. Non offendersi dicendogli se dice queste cose vuol dire che è comunista. A me di Stalin non interessa niente. Il giudizio della storia su Stalin, i Gulag è già stato dato. Io sto parlando del regime che avevamo in Italia, non in Russia, non in Polonia, non in Ruanda, in Italia. Il nostro regime fascista. Compie 80 anni oggi Giacomino Benvenu, uno dei volti più amati della ristorazione trevigiana, un traguardo che trascorrerà rigorosamente al lavoro. Voglio arrivare a 90 anni lavorando, dice, penso sempre al futuro. Sono arrivati e mi sento in forma bene e mi auguro di continuare ringraziando il Padre Eterno fino ai 90 come il nostro maestro di Venezia, Arrigo Cipriani. Speriamo bene. Giacomino Benvenu è uno dei simboli indiscussi della ristorazione della Marca, sempre a lavoro, sempre presente, anche nel giorno del suo 80° compleanno. Da qui, dal suo incontro, sono passate intere generazioni di trevigiani, una tappa obbligata anche per tantissimi VIP della dolce vita e non solo. Diciamo 30 anni fa la Paola Borboni, la ricordo in teatro, che ha fatto vedere i primi segni lei in televisione, che è stata una grande, è arrivata qui con i suoi guantini, il bastone, la vellina, una donna eccezionale. Dopo chi la Toti del Monte, che ogni sera la faceva mangiare la pastina in brodo con strecchino
e le prugne cotte. 65 anni di attività, oltre 50 all'incontro, sono cambiati Treviso, i trevigiani, il lavoro e il modo di intenderlo. Sulla carenza di manodopera nei ristoranti, per esempio, Giacomino ha la sua versione. L'importante è lavorare le sue ore, non vogliono fare il sabato e domenica perché hanno i loro impegni, ma sabato e domenica gli ospedali lavorano, la polizia lavora, i vigili lavorano tutti, lavora la stampa, lavorano tutti. Perché non devono lavorare? Perché sono alimentati dalla famiglia. Come diceva un signore, tutto dipende da Asoka. A quei giovani però Benvenu, che stasera sarà tra i tavoli, si rivolge con fiducia. Continuate a guardare il futuro, non pensate al presente, guardare il futuro, futuro. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano una notizia di queste ore su Safilo che rischia di creare un terremoto economico. È in corso da questo pomeriggio un confronto tra aziende e sindacati all'unità di crisi della Regione Veneto convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan sul rischio di disimpegno da Longarone da parte di Safilo. L'incontro si è appreso nasce da un passaggio della nota del gruppo dell'occhialeria sui risultati 2022 in cui si legge che in relazione all'analisi strategica in corso, vista l'evoluzione del portafoglio prodotto, il contesto economico, le dinamiche competitive nell'industria e una persistente sovraccapacità produttiva, il Consiglio di amministrazione di Safilo, nel ribadire l'importanza dei siti produttivi di Santa Maria di Sala e Bergamo, del centro logistico di Padova e delle capacità creative del gruppo, ha dato mandato al management di esplorare delle soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone, il cui contenuto si delineerà meglio nelle prossime settimane. Ed ora invece l'avvio dei lavori all'asilo Cairoli, dove saranno ospitati i rifugiati ucraini che entro fine mese dovranno lasciare l'ex caserma dei Vigili del Fuoco e che hanno deciso di cercare un futuro stabile nel bellunese, rifiutando il trasferimento in un centro di accoglienza sull'altopiano di Asiago. Nell'asilo Cairoli verranno adattati gli spazi dei servizi igienici, dove verranno montate delle docce, delle aule che fungeranno da camere. In tutto saranno ricavate 11 stanze da letto, il refettorio, la cucina ed altri spazi comuni. I pasti continueranno ad essere portati da Sersa. Sono 47 i rifugiati ucraini a cui il comune ha dato la possibilità di rimanere in città. In 17 hanno trovato soluzioni alternative in modo autonomo, mentre solo 2 persone saranno trasferite al centro di accoglienza vicentino. Quasi 27 milioni di euro, tanto verrà investito in opere pubbliche a Feltre nel prossimo triennio. Presentato il piano triennale delle opere pubbliche e per Feltre si tratterà davvero di tanti soldi. Gli importi sono circa 8 milioni di euro per il 2023, gli importi sono interamente finanziati per oltre il 90%, per il 2024 abbiamo 10 milioni 740 mila euro di opere pubbliche e 8 milioni 341 per il 2025. Per la viabilità già quest'anno verranno spesi 500 mila euro per arrivare a 1.300.000 nel triennio. E poi ci sono cose già visibili, come il parcheggio della stazione, per il quale sono stati investiti 250.000 euro, mentre circa altrettanti verranno destinati al palaghiaccio. Tra gli investimenti principali c'è però la caserma Zanettelli, con cui si partirà con 2,5 milioni per arrivare ad un investimento totale di circa 5.700.000 euro. Attenzione alle frazioni dichiarate dall'amministrazione che si vuole dimostrare, anche se con cifre ovviamente diverse, che saranno investite su molti altri fronti, tra i quali vogliamo citare l'impianto sportivo di Mugnai, cui per esempio andranno 500.000 euro. I primi segnali sono proprio riportati nell'elenco delle opere pubbliche su questo tema, altri compatibilmente con le risorse economiche saranno inseriti nel 2024, però siamo perfettamente in linea con quello che abbiamo dichiarato.
Le stazioni ferroviarie di Belluno e Ponte nelle Alpi saranno rinnovate in vista delle Olimpiadi 2026. I progetti di riqualificazione sono stati al centro delle conferenze dei servizi presiedute dall'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2026, Luigi Valerio Sant'Andrea. Per la stazione di Belluno il progetto riguarda la realizzazione di ascensori per aggiungere binari e rinnovo totale del piazzale. A Ponte nelle Alpi il progetto di rete ferroviaria italiana prevede la realizzazione del quarto binario, la riqualificazione del palazzo della stazione. I provvedimenti che autorizzano la realizzazione degli interventi saranno adottati entro la fine di febbraio per consentire l'inizio dei lavori. Apre uno squarcio nella storia della città l'ordine del giorno presentato dal consigliere Marco Perale del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. Nella sala giunta di Palazzo Rosso campeggia una targa che celebra la cacciata dei tedeschi e ebrei ordinata dalla Serenissima nel 1538 alla vigilia della giornata della memoria. Perale chiede al sindaco e giunta di rimuoverlo e scoppia la polemica. Risale al 1538 e ricorda la cacciata dei tedeschi e degli ebrei da Belluno ordinata dalla Serenissima nei rettorati di confine della terraferma. La targa in bronzo che campeggia nella sala giunta di Palazzo Rosso dietro la seduta del sindaco, di tutti i sindaci dal dopoguerra ad oggi, apre uno squarcio nella storia del capoluogo. Lo spiega il consigliere comunale storico Marco Perale, che un anno fa si accorse di quell'iscrizione celebrativa che fa a pugni con il passato della città insignita della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza. Abbiamo provato per la giornata del ricordo dell'anno scorso, all'ultimo momento, immaginando che la cosa fosse tranquilla e automatica, a chiedere alla sovrintendenza. La sovrintendenza, no, forse possiamo ritenerla storicizzata. Politicamente resto ancora convinto che non siano cose che si possono storicizzare. E così sabato scorso il consigliere Perale, anche in concomitanza con le celebrazioni della giornata della memoria, ha formulato un ordine del giorno in cui chiede di rimuovere quella targa originariamente affissa all'ingresso dell'antico Palazzo della Caminada, oggi sostituito da Palazzo Rosso e dall'ex tribunale. Inutile dire che la sua iniziativa ha sollevato più di un sopracciglio. L'antisemitismo è una vergogna dell'Italia e dell'Europa, che non ha né destra né sinistra, ha avuto una destra che l'ha fatto, adesso deve essere patrimonio comune, quindi voglio immaginare che il Consiglio unanimemente lo chieda. Se è un Consiglio comunale che lo chiede, la sovrintendenza immagino che possa solo prenderne atto. Per rimuovere la targa, che è murata, dovrebbe esprimersi la soprintendenza, già spostata per 2 volte nella sua storia, prima dalla facciata del Palazzo della Caminada, poi dall'anticamera delle stanze del sindaco e della giunta nel 1938, in contemporanea con il varo delle leggi razziali. La targa potrebbe essere collocata altrove. Le obiezioni non sono mancate, financo dall'Isbrec e dall'Ampi. Il problema non è la cancel culture, cioè c'è una statua che non mi piace, c'è un personaggio che è passato di moda e quindi lo distruggo. Figurati, non ci interessa distruggere, il problema non è quello, è il ruolo simbolico. Le statue di quel tipo, se cambia il clima, si prendono, non si rompono e si spostano in un'altra sede. Questa si prende e si porta dove sono tutte le altre epigrafi dell'età veneziana, cioè nel lapidario di Palazzo Fulcis. Lì è il posto giusto. Sono 2 gli appuntamenti che il Comune di Feltre promuove per la giornata della memoria che si celebra domani. Il primo incontro sarà dedicato agli studenti e avrà luogo all'auditorium dell'Istituto Canossiano, che ospiterà lo spettacolo Vivere ancora, voci dal filo spinato, un racconto a 2 voci tratto da diari e testimonianze di donne e uomini vittime o sopravvissuti all'inferno dei campi di concentramento. In serata alle 20:30 al Colotti sarà presentato il documentario Gli ultimi mesi, il lager di Bolzano, a cura del Comune dell'Ampi di Feltre e dell'Istituto Storico Bellunese per la Resistenza e l'età contemporanea. L'incontro sarà aperto alla cittadinanza. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Nuovo impulso gelido sull'Italia, bel tempo sul nostro territorio e clima via via più freddo. Il dettaglio di venerdì 27 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata di sole caratterizzata da un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.
Temperature in calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 3 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, specie in mattinata. Soffierà ancora bora sostenuta sulla costa, sulle zone orientali della regione e anche sui monti in quota. Temperature minime tra -1 e -2 gradi, massime sui 5-6 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole su gran parte del territorio. Solo sui settori più settentrionali ci saranno degli annuvolamenti. Temperature minime intorno ai -4, -2 gradi, massime sui 5-7 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.